L'acqua dal ruscello arriva per semplice gravità all'interno dell'ariete idraulico e chiude repentinamente la valvola di scarico, creando un'alta pressione. La pressione spinge l'acqua verticalmente all'interno del vaso di espansione, facendo aprire la seconda valvola e comprimendo l'aria all'interno di questa. L'aria compressa spinge indietro l'acqua, facendo chiudere la valvola e spingendo un flusso d'acqua all'interno del tubo di mandata. Riequilibrata così la pressione, la valvola di scarico si riapre consentendo il ripetersi del ciclo. Salve a tutti. Allora, il motivo per il quale ho deciso di realizzare questo video è perché, per quanto abbia cercato su internet, non esistevano né tutorial né vere e proprie spiegazioni di cosa fosse l'ariete idraulico in italiano. Ho dovuto documentarmi su video e letture in spagnolo ed inglese per poterlo realizzare. È uno strumento fantastico, come vedrete, che sicuramente sarà molto utile a tantissimi agricoltori. L'ariete idraulico è una pompa che può elevare l'acqua da un fiume ad un livello superiore senza utilizzare elettricità o benzina. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, completamente gratis. È un'invenzione che è stata realizzata nel 1772 da un inglese, ma poi i francesi Montgolfier, gli stessi che hanno inventato il pallone aerostatico, praticamente hanno migliorato quest'idea. L'ariete idraulico utilizza la potenza cinetica dell'acqua come forza motrice, sfruttando il cosiddetto colpo di ariete. Il colpo di ariete sicuramente sarà ben conosciuto da idraulici e fontanieri, in quanto causa dei danni agli impianti e alle tubature. Il colpo d'ariete è un fenomeno idraulico che si verifica quando in una condotta un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o di un rubinetto. Nel nostro caso però questo colpo d'ariete è la forza motrice della nostra pompa, quindi ripeto, niente benzina né gasolio né elettricità, solo energia rinnovabile, ecocompatibile, a costo zero. Per la realizzazione si usano elementi facilmente reperibili dai rivenditori idraulici, abbastanza economici da acquistare. Il mio è costato intorno ai 30 euro complessivamente. L'ariete che ho realizzato è fatto da elementi da 1 pollice di diametro, ma in base alle esigenze si possono utilizzare elementi più stretti o più larghi. Ok, ora vedremo di che cosa è composto l'ariete idraulico. Come vediamo sono alcuni raccordi da 1 pollice, una valvola di non ritorno di fondo pozzo che è stata modificata, un gomito, 3 nipples, 2 T, 2 riduzioni, un rubinetto e una valvola. Ed ecco il nostro ariete idraulico montato, piazzato su una base di legno per avere la giusta stabilità. Manca soltanto la camera di compressione che andremo a montare in questo punto qua. Qui abbiamo realizzato alla fine il nostro ariete idraulico. Abbiamo aggiunto come vaso di espansione una bottiglia di plastica del tipo Coca-Cola, perché è molto più robusta. Qui dentro c'è una pressione molto elevata, come potete vedere. Allora, l'acqua arriva da questo tubo qui, fluisce in questo senso. Qui c'è una valvola di non ritorno
è stata modificata affinché funzionasse all'inverso. Il flusso dell'acqua arriva in questo senso e fa chiudere questa valvola qui. Nel momento che questa valvola si chiude, la pressione che rimane all'interno del tubo va a sfogarsi in questa valvola qua e spinge l'acqua verso all'interno della bottiglia di plastica. L'aria compressa all'interno di questa bottiglia poi funge da spinta all'interno di questo tubo qui e pompa l'acqua, che adesso andremo a vedere. Ecco il flusso dell'acqua che arriva da un dislivello dall'ariete idraulico fino a qui, sono circa 10-15 metri di altezza. Il flusso è abbastanza buono, ho misurato in circa 3 litri al minuto.